Vorrei ricordare, con abitudine avvocatesca che mi viene dal frequentare le aule di giustizia che spesso offrono lo spunto del proprio intervento, dagli interventi che facevo. Vorrei sottolineare alcune cose che ho sentito che danno un po' la misura, il professore non mi bacchetterà dopo se mi permetto di dire brodelliana, della storia più profonda rispetto alla cosiddetta storia avvenimenziale, diceva Brodel. Quella cioè la storia più profonda è la storia sociale, la geostoria, la storia che, diceva Brodel, saccheggia le altre branche del sapere umano. E allora, ripeto, due flash mi vengono dagli interventi che mi hanno preceduto. Il giudice, il presidente Agnoli, ricordava il discorso di Perastro. Ecco, apro una parentesi, io ho avuto l'onore di conoscere Sua Eccellenza Sbuttega a Cattaro e nei miei aspetti infantili la sua persona mi evoca mitologie da veneziano, perché lui, come ha detto, incarna con la sua presenza una discendenza secolare di persone che hanno combattuto per Venezia in circostanze, se qualcuno conosce gli episodi soprattutto della partecipazione dei Bocchesi alle guerre veneziane del XVII e XVIII secolo, in circostanze che lasciano stupefatti. Sono episodi, qui è benemenziale il mio riferimento, episodi continui, non contingenti, di scontri navali tra esiguo numero di bocchesi e forze preponderanti di voi ottomani e voi barbareschi, con questa riuscita al 99 se non al 100% vittoriosa dei bocchesi, che creava un mito sui bocchesi, mito che subiva anche Venezia, che li ripagava con privilegi fiscali, onoreficenze e quant'altro. Dicevo, questo discorso di Perastro, che come ha detto il presidente Agnoli è stato pronunciato in lingua slava, crea un'osservazione, un'attenzione immediata. Io ho assistito nei decenni scorsi, per fortuna sono questioni alle quali si assiste sempre meno, ho assistito a stucchevoli discussioni se fosse stato pronunciato in lingua italiana o veneto o in lingua slava, con accese partigianerie verso l'uso della lingua italiana, come se l'averlo pronunciato in lingua slava fosse stata una capitis deminutio. Devo dire che io invece vedevo sempre con orgoglio da veneziano il fatto che un discorso elogiativo, come dicono i testimoni oculari, con le lacrime agli occhi della popolazione, quindi una vera sofferenza, fosse stato pronunciato in una lingua diversa quella dall'italiano o comunque dalla lingua veneziana. Perché credo che sia uno dei pochi esempi nella storia. Un popolo evidentemente dopo secoli riconosce che il rispetto nei suoi confronti è stato talmente grande da potersi permettere di esprimere, quasi come un familiare al capezzale di un anziano che sta per morire o che è morto, di esprimerlo nella lingua a vita senza problemi o osservazioni di alcun tipo, cosa che nelle follie nazionalistiche dell'8-900 è impensabile, o è stato impensabile fino a pochi giorni fa, nelle follie, sottolineo, nazionalistiche, da tutte le parti. Il secondo suggerimento mi viene dalla bella relazione della dottoressa, e anche questo è fonte di emozione per me. Abbiamo sentito parlare eredi delle Bocche di Cattaro, eredi della civiltà cipriota, in generale della civiltà ellenica che ha avuto contatti con Venezia, e diceva la dottoressa, ci faceva notare che l'intervento di Venezia, dello Stato veneziano, muta lo status sociale io non ricordo il nome, dottoressa, comunque dei servi della gleba, che da tali per l'appunto divengono semplicemente sudditi di Venezia. Oggi, con un termine caro dalla rivoluzione francese in poi, diremmo citoyen, cittadini. All'epoca si diceva sudditi, probabilmente con più rispetto di quanto alcuni oggi dicano cittadini. Guardate che detta così può anche passare quasi inosservata, ma è una rivoluzione epocale per un popolo, come un popolo di un'isola del Mediterraneo. Ritrovarsi all'improvviso soggetti di diritti, senza
tagliare centinaia di teste non è una cosa che accade tutti i giorni, soprattutto in quell'epoca. L'avvocato Cacciavillani, che scrive tanti libri, ricorda che è sempre necessario contestualizzare, no? Quando scherzando dicendo è proprio vero che la flotta veneta non era all'altezza del suo compito, infatti non aveva il radar. Ecco. Allora, per non cadere in questo grave errore, cerchiamo di sottolineare le cose che contano. Questa è una cosa epocale, che poi chiaramente le differenze sociali, proprio perché non possiamo mettere il radar nella flotta veneziana, rimanessero, questo è inevitabile nel XV, nel XIV, nel XVI secolo. E non si può pretendere e imputare solo a Venezia di non aver eliminato totalmente le differenze di classe, no? Fra l'altro, dottoressa, mi pare, io non so di che anno fosse il processo, ma la condanna al remo deve essere dopo la seconda metà del XVI secolo, ecco perché. 1566. Ecco, sì, appunto. Quindi poco avete subito la condanna al remo, perché purtroppo nel 71 siete usciti dall'orbita veneziana, e quindi, perché è stato l'ultimo stato mediterraneo, Venezia, ad adottare i condannati nella propria flotta. Ecco, scusate questa digressione che mi è venuta naturale proprio dei begli interventi che mi hanno preceduto. E un'ultima annotazione per me, da dilettante della storia, appunto innamorato di Braudel. Quando Braudel ricorda quello che diceva Anatole France, che diceva create pure la scienza della storia, diceva agli storici, no? Create la scienza della storia, ma lasciateci la grande seducente arte di Tucidide, la contrapposizione tra scienza e arte. E dice la storia narrativa sì, è una scienza, per sua natura è inesatta, ma è ancora insieme alla poesia l'immagine più fedele che l'uomo abbia tracciato di se stesso. Quindi è un ritratto. La vostra storia statistica, diceva France, sarà sempre e soltanto un'autopsia. Io questo lo ricordo perché si è fatto cenno, lo diceva anche il professor Mazzarolli all'inizio, a questa cancellazione della storia veneziana, soprattutto del ruolo che le compete nella storia europea, non solo italiana, dovuta secondo me a scelte precise, legate ancora una volta allo sviluppo dei nazionalismi. Quella che Cacciavillani chiama la svenezianizzazione non è un fatto casuale. Com'è possibile che io debba andare a Cattaro per sentire in un convegno i professori dell'Università di Zagabria, di Podgorica, di Belgrado, che parlano della presenza veneziana con un rilievo, devo dire, che se lo uso qui mi dicono beh vabbè, ma tu sei evidentemente sei un innamorato, un nostalgico, un sognatore, poveretto, con la pacca sulla spalla. E qui in Italia invece, caro ambasciatore, ancora non se ne possa parlare invece come se ne parla da voi, o comunque non vi sia rilievo che è dato da voi se non nella turis eburnea dell'Accademia. E vengo al breve intervento, per forza di cose, ripeto, sintetico. Tutti voi conoscete, qui c'è un pubblico colto, quindi è inutile che ripercorriamo le tappe della presenza veneziana in Dalmazia. Voglio solo dare dei flash, delle pennellate. Dal momento in cui ricorda Praga, nel pilastro della porta suburbana di Salona, un soldato terrorizzato di fronte all'avanzata dei cosiddetti barbari, che attenzione, avanzavano da una parte e avanzavano anche a occidente, anche se con popolazioni a porti diversi. Scrive: sì, Kyrie ora, e tu Signore guarda, ricorda Praga. Quindi l'orrore di una civiltà che sta per scomparire, travolta, seppellita da una grande immigrazione armata. Da quel momento l'Adriatico, un po' alla volta, risale la china, pur con queste stratificazioni etniche, risale la china di un collegamento tra la parte orientale e la parte occidentale. Lo fa prima con l'impero bizantino. Vi sono delle analogie nel frattempo, perché anche da noi fuggono nelle lagune, anche da noi ricostruiscono un'identità stratificata.
non più la stessa di prima, sulla base di quella di prima. Nel 697 vi è la famosa elezione del cosiddetto primo doge, nel 729 i Veneti già intervengono con una flotta a Ravenna per liberarla dai Longobardi, e nell'809 una nave veneziana porta a Cattaro il corpo di San Trifone, nell'828 arriva San Marco a Venezia. Abbiamo anche una sorta di procedere parallelo, di vite parallele e di ripresa parallela della costa orientale e di quella occidentale. E poi Venezia, per le ragioni che conosciamo, si sviluppa come conosciamo e riesce a intervenire, scusate la brutale superficialità di una corsa nel tempo, nei secoli IX, X, XI, contro gli Ungari, contro i Normanni, contro i Saraceni. È poco conosciuta l'epopea, per esempio, della lotta veneto-normanna, non se ne parla mai, eppure Venezia ha fermato l'avanzata di Roberto il Guiscardo, ha fermato quel ponte che i Normanni stavano creando dalle Puglie verso l'impero d'Oriente, quindi un'espansione che avrebbe avuto sviluppi di tutt'altro genere. E poi la spedizione del 1000 di Pietro Seulo II, che per la prima volta si fregia del titolo Dux Dalmazie et Croazie. E poi la quarta crociata, che mi sono permesso di dire, con tutti gli aspetti che si possono vedere negativi o positivi, lasciamo stare l'etica, guardiamo i fatti della quarta crociata, mi sono permesso di dire che la quarta crociata ha creato, con un'espressione volgarissima, un treno ad alta velocità, cioè la dorsale orientale dell'espansione veneziana, questa parabola che non è la direttrice, l'asse italiana che poi piacerà dal Risorgimento in poi, ecco anche perché Venezia non piace e non interessa, è un asse completamente esterno, è una parabola completamente esterna a quell'asse. Montanelli, italianissimo, dirà che la storia veneziana non è storia italiana. Diventa un asse che conduce direttamente uomini e merci a una velocità per l'epoca supersonica, ecco anche qui la contestualizzazione, epoca in cui non ci sono né telefoni cellulari né aerei, a una velocità supersonica da, mettiamo così per capirci in linea generale, da Venezia a Costantinopoli. Chi sale su quel treno sale su una linea ad alta velocità. E perché Cattaro chiede, chi dice 7, chi 9 volte, di dedicarsi, di fare un atto di dedizio a Venezia nel tempo? E lo fa con toni drammatici, guardate, ai nostri occhi potrebbero sembrare esagerati, ma bisogna pensare alla mentalità dell'epoca. Praga fa una sintesi della petizione del gennaio del 1396. Erano sempre stati figliuoli e servitori della Repubblica, non potendo più resistere agli assalti dei vicini. Il loro comune, che all'epoca contava 10.000 uomini, doveva pure sottomettersi a qualcuno da cui avere protezione. Non volevano né gli albanesi né gli slavi, che li avrebbero distrutti, piuttosto ai turchi, da cui non sarebbe stata tanta prossima la loro distruzione, e sarebbero stati scusati dinanzi a Dio e al mondo, perché lo avrebbero fatto malvolentieri, sebbene cattolici sempre per il passato e per l'avvenire. Perché Venezia non li voleva? Chiedono i cittadini di Cattaro alla Repubblica. Le loro terre erano site al mare, ricche di porti, di boschi, di maestranze, utili alle galee ed ad altre navi. Che ragione c'era? Pronti a rinnovare ogni ragione a prezzo anche delle loro persone e delle loro carni. Questa è una delle suppliche. Più avanti, i primi anni del 400 diranno addirittura, con l'esagerazione dell'epoca, che qui non appartiene solo all'epoca barocca, diranno addirittura che aspettavano la venuta di Venezia come i patriarchi aspettavano la venuta del Messia. Ecco. Riduciamo questo ai fatti storici. I fatti storici sono che salire sul treno di Venezia era salire in una linea ad alta velocità, in cui, come dice Dudan in una bella pubblicazione che dobbiamo a Rubini, che è qui presente, in cui le merci scorrevano, e lo scorrere delle merci, assieme al diritto di cui brevissimamente accennerò, creava questa struttura ineguagliabile e inimitabile nel tempo. Handel und Recht avrebbero detto i tedeschi successivamente, commercio e diritto. E d'altronde il primo non sussiste senza rispetto del secondo, perché va, come vediamo anche oggi, a carte 48.
questa flotta immobile di cui parla Brodel, cioè le isole della Dalmazia, che permettono la creazione di una serie di basi alla Repubblica, che sono il fondamento poi della propria ricchezza, costituisce una situazione storica davvero unica secondo me nell'esperienza umana. In questa situazione Venezia comincia a pensare a come governare, da quando Enrico Dandolo diviene dominator quarte partis et dimidi et totius imperi Romaniae, il problema è come governare quelle terre, posto che Venezia non ha un esercito di terre importante, ma ha la flotta. La prima scelta di Dandolo, infatti, di grande intelligenza, è rifiutare l'offerta di diventare imperatore d'Oriente e mantenere invece questa parte del dominio, cioè la flotta immobile. E inizialmente, come sempre, Venezia lo risolve a soluzioni pratiche che via via si sperimentano di volta in volta e poi eventualmente si consolidano. Voi sapete che Venezia inizia proprio all'inizio del XIII secolo un'esperienza massiccia e per noi impressionante di colonizzazione nel senso non deteriore, nel senso positivo della parola. Inviare coloni nei luoghi che le sono assegnati. Ne fanno grande esperienza l'isola di Candia, ne fa esperienza Zara, ne fa esperienza Corfù. Dai sestieri veneziani vengono scelti, vi sono proprio delle leve di coloni, patrizi e popolari. Viene riprodotto l'humus sociale e mandato a riprodurre gli schemi della madrepatria. Sappiamo che Candia viene divisa in sestieri addirittura. Sappiamo che ancora oggi una delle isole che conservano una delle più possenti fortezze che circondano l'isola di Creta si chiama Spinalonga, che è il vecchio nome della Giudecca Venezia, quindi persi il nome degli altri sestieri è rimasto quello. Quindi l'esperienza della colonizzazione, l'esperienza poi dell'invio di vari governatori con i nomi di podestà, capitani, rettori. Ho sentito oggi Visconte che aveva una collocazione cipriota, che poi per Venezia non è neanche un'esperienza nuova, perché già venivano chiamati e verranno chiamati anche laddove non imperano a fornire giustizia, a fornire stanze di compensazione di tipo commerciale, quindi a svolgere i compiti di una camera di commercio in sostanza. Pensiamo al sedile di Lecce che ancora oggi esiste. Cattaro aveva un governatore, un amministratore veneziano quando ancora non era sotto Venezia alla fine del 300. Quindi Venezia riproduce queste esperienze inizialmente, se non che quando si acutizza e diventa endemico lo scontro con i turchi, c'è un bisogno di accentramento, per cui ecco che compaiono e si stabilizzano definitivamente cariche quali quelle di cui ha parlato il presidente Agnoli, ruoli di accentramento. Il provveditore generale di Dalmazia et Albania, perché l'accento era di tipo slavo, viene chiamato Dalmazia et Albania, con sede a Zara, con giurisdizione quindi su tutta la fascia dalmata dell'Albania veneta, il provveditore generale semplicemente, per capirci, di Levante, con sede a Corfù, che erano le due più grandi autorità di tempo di pace, di giustizia civile, penale e amministrativa, con una precisazione. Come abbiamo sentito nel dettaglio, io non potrò essere così dettagliato perché sono per forza di cose più generico, parlo di una vasta area geografica. Venezia, quando arriva, lascia le consuetudini, gli statuti, con una caratteristica di eclettismo straordinaria. Lo fa con un'esperienza che viene già dalla madrepatria. Nel 1242 abbiamo la prima esperienza statutaria importante a Venezia. Jacopo, Tiepolo e Mana, i 4 libri degli statuta. Questi 4 libri, ne parlavamo prima col Presidente, elencano anche una gerarchia delle fonti.
e dicono prima gli statuti, poi le consuetudini, poi l'analogia da simile a simile e infine l'arbitrium sul quale si sono scatenati gli sciocchi del diritto e della storia, l'arbitrium uguale arbitrio secondo questi signori, che era esattamente il diritto equitativo, quello di romana memoria, null'altro, anzi di più, era, se vogliamo, con un paragone eccessivo per troppa distanza nel tempo e nello spazio anglosassone, era l'applicazione del precedente. Ricorda Brodel che i 5 savi alla mercanzia scrivevano nel XVI secolo su grandi registri le cui prime annotazioni risalivano al XII-XIII secolo. E Brodel ricorda quindi che anche il fatto fisico della scrittura su questi registri faceva sì che fosse impensabile e imprescindibile una pronuncia senza aver verificato il precedente giurisprudenziale. Una sorta di common law, posto che Venezia codici non ne aveva, ne parlerà alla fine del XVIII secolo e lasciamo stare, perché ci addentriamo in un tema che non è in questo momento conferente. Allora, dicevo, Venezia, nel momento in cui viene a contatto, ma guardate, più omogeneamente di quanto possiamo pensare tra lo stato da terra e lo stato da mare, perché i criteri sono esattamente gli stessi, con tutte le realtà che la circondano, intrise peraltro di diritto romano, non è che stravolge o si romanizza, per esempio, o stravolge gli ordinamenti dei luoghi con i quali viene a contatto, semplicemente li rispetta, come rispetta la propria originalità. Come avete notato dalla gerarchia delle fonti di cui vi ho parlato, negli Statuta di Tiepolo non vi è nemmeno un accenno al diritto romano. Non è nemmeno fonte di chiusura lo ius comune. Da molti non è stato accettato in Italia, da molta storiografia giuridica non è stato accettato. Sembra quasi uno schiaffo inaccettabile, oppure si è tentato di sostenere che comunque, anche se non era scritto, era sottinteso che il diritto romano avesse un proprio ruolo. Certo che il diritto romano non poteva non avere un ruolo per la diffusione che aveva avuto nell'Europa occidentale, ma con un manifesto politico viene escluso anche dalle fonti. Ed invece, laddove Venezia viene a contatto con tutte le realtà da terra e da mare, il diritto romano vi è ovunque. Gli statuta delle varie città, cittadine, luoghi ne sono intrisi. Che cosa fa? Ognuno nell'ambito di competenze delimitate nei vari luoghi giudica secondo i propri usi e costumi, secondo i propri statuti. Poi vi sarà una seconda istanza che in linea generica doveva essere proposta sia al dominante e quindi alla quarantia civil, poi civil nova, per il civile, alla quarantia criminale per il penale, ma con grandi contemperamenti, perché la Repubblica aveva questa saggezza, questa apertura. Avete sentito la dottoressa, le chiedono, l'ho notato anch'io questo, professor Mazzaroni, chiedono possiamo aumentare il numero di giorni dedicati, e lo fa, e loro concedono, non è che ci fosse una gran burocrazia su questo. Quindi, ad esempio, in Dalmazia, giudice di seconda istanza, in molti casi poteva essere lo stesso provveditore generale di Zara, di Dalmazia e Albania, che poteva giudicare per certi casi in prima istanza, oppure essere coinvolto in seconda istanza sulle sentenze emesse dai giudici cittadini. E questo, guardate bene, non impediva comunque, non è come oggi con questa tassonomia illuminista, no? Così rigida, che fatta dopo l'appello e la Cassazione Roma l'acuta causa finita. No, comunque l'ultima istanza era riservata a Venezia se la parte lo voleva. Nonostante vi fosse stato un appello del provveditore generale, si poteva finire a Venezia. E Venezia aveva un altro strumento, quantomeno dai primi del 1420-1425 in poi, l'intromissio degli avogadori di comune. Gli avogadori di comune sono un'istituzione che anch'essa spesso non viene considerata, che invece all'epoca era davvero uno strumento di equilibrio del potere all'interno dello Stato. L'avogador di comune poteva intromettere, cioè sospendere tutte le sentenze emesse da qualunque magistratura dello Stato, da terra e da mare. Addirittura pensate che poteva
sospendere anche i provvedimenti legislativi. Alcune leggi tentarono di limitarlo, in particolare il Consiglio dei 10 fece una legge pro domo sua dicendo i miei provvedimenti non li puoi sospendere. Però come niente fosse, in una Costituzione che era non scritta, in una Costituzione che era elastica, come quella inglese, che si faceva di giorno in giorno con i rapporti di equilibrio e di forza, accade per esempio che nel 1628 l'Avvocatura di Comune sospenda la sentenza che condannava con una condanna schiettamente politica Renier Zen, che aveva compiuto una piccola rivoluzione contro il Consiglio dei 10, sospende il bando del Consiglio dei 10 e nessuno obietta questioni formali. La questione diventa, con quel pragmatismo che oggi è solo inglese, schiettamente politica. Con queste basi il suddito di Cipro, che fino al giorno prima era stato semplicemente un pezzo di terra, la gleba, un pezzo di gleba, e attenzione, non era solo a Cipro, il Friuli era terra feudale, pesantemente feudale e così via, si ritrovava proiettato in una realtà nuova. E come pretendete che poi non serbasse un senso di fedeltà che trasmetteva anche i figli nei confronti della Repubblica? Guardate, la presenza dell'area greca mi piace molto per ricordare, e adesso chiudo perché non voglio sottrarre neanche un minuto al professor Gardini che non vedo l'ora di ascoltare. Il Mustoxidi, spero di pronunciarlo bene, nel 1840 diceva, lo ricorda sempre Dudan in questo bellissimo libro scritto nel 1938, vorrei sottolineare questo, 1938, nel quale la parola più frequente per definire quello che una professoressa di Belgrado a Cattaro ha definito il Commonwealth veneziano è federalismo, una parola che nel 1938 non andava certo di moda, ma che Bruno Dudan ritiene evidentemente la più idonea a qualificare il tipo di rapporto tra dominante e dominati. Dice il Mustoxidi, lungi dall'essere trattati come colonie, e lo dice perché lui è corfiota, scusate le continue interruzioni, e propone una lamentela, una doglianza nei confronti del governo inglese delle isole Ionie. Voi sapete che è stato un protettorato, l'Eptaneso è stato un protettorato inglese che continua a portare fra l'altro una bandiera per me molto simpatica, perché è il leone di San Marco che regge le 7 frecce fino al 1864, cioè viaggia nel Mediterraneo il leone di San Marco oltre l'unità d'Italia. Dice, lungi dall'essere trattati come colonie uguali agli altri sudditi, arricchiti dall'erario e difesi dalle armi della Repubblica, avevano i propri consigli o assemblee i corfiotti, le quali eleggevano in ogni isola i peculiari magistrati che ora si eleggono dal Senato o dal Lord Alto Commissario, e trattati, se non sempre con rettitudine, sempre almeno con creanza. Essi opportunamente contro gli abusi che il governatore generale poteva nei suoi ristretti poteri commettere, reclamavano per mezzo denunzi che ciascuna città si aveva residenti a rappresentarla a Venezia. Non solo dunque c'erano i sindici inquisitori, questa straordinaria magistratura, anche qui un parallelismo con l'Inghilterra che li conosceva già dal XIII secolo, che a caso, random si dice oggi, no, tra i giovani, veniva mandata, spedita nei possedimenti non solo di Levante a verificare l'operato, erano tenutissimi, perché dai loro viaggi scaturivano sempre processi a carico di leggitori, a verificare l'opera dei leggitori, ma anche con una relazione biunivoca, anche il piccolo suddito poteva spedire un proprio nuncius direttamente a Venezia, saltare tutte gli steps, come si dice oggi, e andare direttamente a Venezia. Del resto in una società dove la collegialità era uno dei principi fondanti, in cui, pensate, perfino i galeotti, perfino i condannati alla galera, quindi successivamente al 1554-55 i provvedimenti di Cristoforo da Canà della milizia marittima, possono con assemblea eleggere un proprio rappresentante, dei galeotti voglio sottolineare, dei galeotti condannati, che ha il diritto di andare a riferire direttamente, a conferire direttamente col capitano generale d'Amar, che era veramente un dittatore nel senso romano della parola. Aveva un potere enorme
che sostituiva tutti i poteri di tutti i reggenti in tempo di guerra dei domini da mar. Bene, in questo contesto voi capite che fosse consentito a questi popolani di eleggere un nunzio che andava direttamente a Venezia. Se ci lamentiamo, dice altro greco studioso, il Lunzi, sempre nell'Ottocento, se ci lamentiamo che anche l'infimo dei cittadini aveva il diritto di invocare con sue petizioni il soccorso del Consiglio, il quale, prendendo in esame la domanda e trovando che si trattava di argomento importante, poteva, mediante speciali inviati, rivolgersi direttamente allo stesso sovrano, non possiamo dire che gli Ioni, protetti solamente di nome, fossero del resto esposti agli arbitri, alle prepotenze e al capriccio dei proconsoli veneti. Ma anche questi proconsoli, quali peraltro la storia ci mostra uomini di senno e di scienza politica, e in generale di irreprensibile probità, sebbene di questa lode non sempre si siano mostrati degni i provveditori locali, questi proconsoli avevano un grande freno, conoscendo che le loro prevaricazioni potevano venir loro imputate pubblicamente, con lesione o perdita della loro fama, quando non incorrevano in pene più gravi, come per esempio avvenne nel 1773 al provveditor generale Querini, il quale, accusato e carico di catene, fu condotto a Venezia per pagare il fio degli abusi del suo potere. Sì, perché è vero, e qui concludo, che rimaneva una giustizia distinta per classi, sia per le pene che spesso anche per i reati. Questo è innegabile, sarebbe sciocco negare. Ma è vero un altro aspetto che pochissimo viene considerato, che laddove esisteva un rito accusatorio e un rito inquisitorio esistevano assieme in Venezia, la quarantia criminale giudicava pubblicamente, con avvocati, con difese pubbliche. Il Consiglio di 10 e gli inquisitori di Stato invece avevano un rito inquisitorio, segreto, atti scritti, un rito terribile secondo i commentatori dell'Ottocento. Ecco, laddove esistevano questi due riti, ricordiamo sempre che il secondo, quello inquisitorio, è riservato ai delitti contro, oggi li chiameremo contro la sicurezza dello Stato, tant'è che gli inquisitori nascono come magistratura contra propalatori dei segreti, e per segreti si intendevano quelli che attentavano alla sicurezza dello Stato. Quindi delitti politici, anche oggi il legislatore italiano li chiama così, e quindi i destinatari primi di questa giustizia con meno garanzie erano i patrizi. Chi è che odiava il Consiglio dei 10? I patrizi. Il popolo ne voleva la difesa. Quando Ranieri Zen attacca il Consiglio dei 10 e gli inquisitori, viene portato poi dalla storia illuminista ottocentesca come fosse un eroe del popolo, infatti viene chiamato un tribuno della plebe. No, faceva gli interessi della migliore aristocrazia, perché l'aristocrazia temeva e odiava quei propri colleghi patrizi grandi che ogni giorno potevano entrare in casa di un nobile, sequestrare, perquisire, incarcerare con un processo segreto a carico soprattutto della classe di governo, mentre il popolo sapeva che poteva dolersi di fronte all'ultimo dei podestà, all'ultimo dei capitani, all'ultimo dei rettori delle prepotenze del feudatario di turno. Grazie. Un vivo grazie anche all'avvocato Fogliata, perché